Mandi, mandi a Duc. Allora, anche a seguito di varie importanti segnalazioni che mi sono arrivate recentemente, ho deciso di fare un importante video sulla ricorrenza del 3 di aprile, che è la principale ricorrenza per tutto il Friuli. Quindi mi sono messo comodo in un posto nel quale mi auguro che la mia connessione non mi tradisca come è successo recentemente, per fare quattro chiacchiere su dei problemi davvero grossi che a mio modo di vedere, ma non solamente a mio modo di vedere, stando alle segnalazioni che mi sono arrivate, segnalazioni che condivido, girano attorno alla principale ricorrenza per tutto il Friuli, il 3 di aprile. La chiamano festa e già questo è un termine assolutamente fuori luogo. Chiamiamola giornata, chiamiamola commemorazione, chiamiamola ricorrenza, chiamatela come volete, ma non festa, perché ultimamente, soprattutto con la giunta Fedriga, in Friuli non c'è davvero nulla da festeggiare. Ok? Quindi questo termine festa mi sembra assolutamente fuorviante. Fuorviante. Già questo lessico tradisce quello che è l'intento di imbonimento del popolo friulano che ultimamente sta prendendo piede attorno a ricorrenze che sarebbe troppo evidente sopprimere, quindi si cerca di alterare. Fra l'altro quest'anno il 3 di aprile, che cade di lunedì, coincide con l'ultimo giorno di voto per le elezioni regionali del 2023. E, fra l'altro si voterà solo al mattino, peraltro, ma comunque non credo che questa coincidenza sia voluta, anche perché si tratta semplicemente di un'opzione tendente ad anticipare quanto più possibile ehm, la tempistica di voto e soprattutto di presentazione delle candidature per rendere quanto più difficile possibile alle liste nuove come ad esempio quelle del Movimento Friuli, per citare un nome per fare un esempio, insomma, la partecipazione elettorale, no? E per stringere la tempistica quanto più possibile anche per una campagna elettorale che si vorrebbe scontata. Tutti parlano appunto di questa riconferma della presidenza Federica che a detta dei più sarebbe scontata. In realtà lo deciderà la gente chi vincerà. Solo gli elettori, solo la base popolare ha il potere di decidere come andrà a finire e forse anche per questo stanno cercando di condizionarla in tutti i modi. Torniamo alla giornata per la patria del Friuli, perché io la chiamo così. Sicuramente non è una festa. In Friuli, soprattutto ultimamente, non abbiamo davvero nulla da festeggiare. Le origini sono note, è una ricorrenza che affonda le sue radici nella storia medievale della patria del Friuli, che ha visto il Sacro Romano Imperatore Germanico Enrico IV investire dei poteri ducali il suo feudatario diretto, il patriarca di Aquileia Sigeardo e tutti i suoi successori, che dal famoso 3 aprile del 1077 hanno come dire, iniziato a esercitare non solamente il potere spirituale, ma anche prerogative ducali su quella che è diventata la patria del Friuli, cioè un vero e proprio Stato
feudo diretto dell'impero. Eh, diciamo che è sicuramente la storia che ci ha consegnato questa importante ricorrenza, che peraltro si radica su quello che era l'originario Ducato friulano, che risale ancora prima ai Longobardi, i quali scesero in Italia nel 568, proprio all'inizio di aprile. Purtroppo Paolo Diacono nella Historia Langobardorum non riferisce il giorno esatto e preciso di, come dire, di accesso dei Longobardi all'Italia attraverso il Friuli e di fondazione del primo ducato longobardo, che era proprio quello del Friuli, con capitale a Cividale, a Forum Iuli, che darà proprio il nome a tutta la regione. E quest'altro ducato longobardo, anch'esso di origine germanica, come dire, dimostra come siano profonde in realtà le radici dell'autonomia friulana, che come dire è di molto anteriore rispetto al 3 aprile del 1077. Si è scelta tuttavia questa data in quanto storicamente documentata per iscritto, e quindi più certa rispetto alle più ristrette fonti che ci vengono dall'Alto Medioevo. Ecco. Non dimentichiamo comunque l'epopea longobarda, che ha fatto grande il Friuli e che diciamo per prima gli ha conferito la sua dignità istituzionale. Ecco, diciamo che dopo il grande terremoto del Friuli del 6 maggio e successivamente del settembre del 1976, il 3 aprile del 1077, scusate, del 1977, cioè 900 anni dopo, diciamo, questa data, questa ricorrenza, diciamo, in occasione di un anniversario tondo che cadeva proprio l'anno successivo rispetto alla grande tragedia del terremoto, proprio il movimento Friuli, che già abbiamo citato, come dire, avviò una riscoperta delle radici storiche della nostra regione. Friuli, regione millenaria, ben diversa rispetto all'attuale regione, quantomeno duale, artificiale, calata dall'alto, imbastardita, Friuli trattino Venezia Giulia. Ultimamente la giunta Federica vorrebbe addirittura superare il trattino, anche grazie diciamo al suo impresentabile logo, tra l'altro molto tricoloruto. Io sono Friuli Venezia Giulia, che invece noi aborriamo, perché io sono Furlan e Vonde. Ecco, ai tempi del terremoto il movimento Friuli avviò le celebrazioni di questa ricorrenza, come dire, con finalità rivendicative, con finalità non solamente di memoria storica, ma di rivendicazione politica. Per cui la festa nasce in realtà per dar fastidio, non per dare un contentino. Chiamiamola giornata, ripeto, no? Il 3 aprile del 1977 si ritrovarono ad Aquileia, in piazza del Capitolo, molti militanti del movimento Friuli che si ritrovarono, diciamo, presso la radice più profonda della nostra civiltà,
celtica e carnica, prima ancora che romana, perché la città di Aquileia, come ammette lo stesso Tito Livio, risale al 186 avanti Cristo, con la fondazione della città gallica, sulla quale solo successivamente nel 181 avanti Cristo i romani deducono la colonia su un insediamento preesistente in realtà, del quale vi è addirittura traccia scritta, documentata anche nelle fonti romane, per cui in realtà la storia del Friuli è sempre stata complessa, ecco, complessa, quantomeno variegata. Ad Aquileia si ritrovano quelli che all'epoca venivano spregiativamente chiamati friulanisti per ravvivare la memoria storica del Friuli, ad esempio attraverso la bandiera friulana che venne riscoperta e venne presentata, diciamo, a tutto un popolo affinché ne diventasse il simbolo. È un simbolo anche quello, in ogni caso, storicamente accreditato non solamente dai paramenti del Beato Bertrando che sono conservati presso il Museo di Udine, ma ad esempio dalla monetazione patriarcale dei patriarchi ghibellini che nel XI e XII secolo usavano ovviamente il simbolo imperiale anche per il conio delle monete che, secondo, ripeto, le prerogative ducali, avevano il potere di coniare per quanto riguarda il territorio affidato al loro potere temporale, perché non avevano solamente il pastorale, ma anche la spada. Ebbene, dopo questi accenni storici alla storia antica e recente del nostro Friuli, veniamo a ciò che la cosiddetta festa, a ciò che la giornata della patria del Friuli del 3 aprile di questi ultimi anni, soprattutto sotto l'amministrazione regionale guidata dalla Giunta Fedriga, è diventata o comunque sta progressivamente diventando. Io sono molto, molto, molto preoccupato e voglio fare un discorso molto, molto, molto serio con tutto il Friuli. La Giunta Fedriga viene dalla 12ª legislatura regionale che ha avuto origine il 29 aprile del 2018, per cui l'edizione del 2018, che già da quasi un decennio è istituzionalizzata a livello regionale, non era di competenza della Giunta Fedriga. Quindi passiamo direttamente al 2019. Nel 2019 la cosiddetta festa della patria del Friuli si tiene a Gorizia, nei quartieri friulanofoni della città plurietnica e plurilingue di Gorizia, dove davvero, soprattutto in epoca asburgica, perché l'attuale città di Gorizia, non me ne vogliono i goriziani, è un po' il fantasma di quella originale, ultimamente sta soffrendo tanto, speriamo che il prossimo evento della capitale europea della cultura possa ravvivare le sue radici più autentiche, ma insomma ultimamente diciamo, la Gorizia attuale non è certo quella dei tempi d'oro, ma insomma nel 2019 si tiene questo evento e direi tutto sommato
assistiamo, io ero presente personalmente tra l'altro, assistiamo a degli eventi interessanti, nel senso che il 3 di aprile è sempre come dire, un momento di aggregazione per tutti i friulani da tutto il Friuli, organizzato a turno su tutto il territorio friulano. Quell'anno per combinazione tocca al Friuli orientale asburgico, e come dire, assistiamo a una scena interessante che è la seguente. Anzitutto il presidente Federiga neoeletto non c'è, e già questo la dice molto lunga. Quando c'è un evento che non sia effevuggino, quando si parla di Friuli, il presidente Federiga non c'è. Ma è il presidente di tutti o è il presidente della sua città? Lascio rispondere a voi. O ha qualcosa di più importante da fare, o è malato, o ha impegni concomitanti, o c'è sempre una scusa che quando si tratta di muoversi sul territorio friulano senza campagne elettorali non c'è. Fatto sta, non c'è. Manda sempre un delegato. In quell'occasione, come sempre avviene in questi casi, l'assessore agli enti locali, competente per materia anche sulle minoranze linguistiche, fra l'altro a Gorizia ne abbiamo tante, non solamente quella frulanofona, insomma, l'assessore agli enti locali che guarda caso è un altro triestino, anche quello. I triestini hanno solo 6 comuni in tutta la regione su 215 o poco più, e la giunta Federiga, perlomeno nella scorsa 12ª legislatura, aveva un assessore agli enti locali che era triestino pure lui, e quindi comandano i triestini, anche se in realtà il grosso del territorio e la stragrande maggioranza di tutti gli enti territoriali del Friuli sono friulani, non certo triestini, ma vabbè, viene nominato assessore agli enti locali il compagno di scuola del nostro presidentissimo Federica. Quindi Trieste controlla anche uno degli assessorati più potenti di tutta la regione. Ebbene, cosa succede davanti alla presenza, diciamo, del delegato del presidente Federica, l'assessore agli enti locali Roberti, nel 2019 a Gorizia? Direi una notizia positiva. C'è anche una notizia positiva. Diciamo, le autorità comunali del territorio del Friuli Orientale Goriziano che cosa fanno? Ribadiscono il loro orientamento contrario a diventare una periferia triestina. E quindi in extremis, con grandi difficoltà, con l'adesione di Monfalcone solamente all'ultimo momento, con grandi discussioni, insomma, per un pelo, in ogni caso, si salva il confine geopolitico del Timavo in un momento di transizione istituzionale e geopolitica che non si è ancora concluso, peraltro, come dire, a seguito del cataclisma delle UTI e della soppressione delle vecchie, oramai ex province ordinarie, insomma, nell'attuale momento di transizione, diciamo, che vede grande incertezza geopolitica su quelli che sono anche gli assetti interni degli enti locali, con questa regione che è diventata una grande Valle d'Aosta dove ci sono solo
i comuni senza più le province, dove non c'è alcun ente intermedio tra gli enti locali di base e l'amministrazione regionale, e dove il capoluogo regionale triestino sta monopolizzando tutto o quasi tutto, non solamente a livello di governanti, ma anche a livello di spesa pubblica. Per cui il confine orientale del Friuli è, direi, sotto stress, per cui nel 2019 a Gorizia, proprio in occasione del 3 aprile, avviene sostanzialmente un mezzo miracolo. Forse la cosa non è stata molto gradita ai piani alti dalla giunta regionale Fedriga, e quindi negli anni successivi magari in qualche modo gradualmente si è provveduto a sfriulanizzare sempre più, ad addomesticare sempre di più questa ricorrenza, no? Fra l'altro, a proposito di ricorrenze friulane, vi indico sempre in descrizione i PDF divulgativi che invece le Aquile del Friuli hanno cercato in questi anni di pubblicare e diffondere su tutto il territorio con una finalità opposta, cioè con una finalità di condivisione che sia soprattutto rivendicativa, che sia di forza, non di debolezza, ecco, che sia di piena consapevolezza di quello che è anzitutto l'elemento geografico, ma anche storico, che troverete valorizzato prima ancora di quello linguistico, non solamente nei PDF, diciamo, più generali relativi al 3 di aprile, ma anche in relazione, ad esempio, a PDF più specifici dedicati alla realtà goriziana, ma anche a quella di Monfalcone, e li troverete tutti linkati cliccando sul link unico generale che vi segnalo sempre sotto in descrizione rispetto a questo video. Devo passare velocemente in rassegna anche le successive edizioni della cosiddetta festa della Patria del Friuli negli anni successivi, per misurare col termometro quanto in realtà sia malata la nostra cosiddetta friulanità, che in realtà è sempre più FVGina, anche grazie all'amministrazione regionale triestinocentrica che ci ritroviamo. Ebbene, cosa succede l'anno successivo? Nel 2020 hanno la scusa pronta. Nel 2020 c'è il lockdown, per cui diciamo la cosiddetta emergenza del coronavirus, SARS-CoV-2, e questa malattia Covid-19, che è poco più di un'influenza in realtà, blocca tutto per 3 mesi, arresti domiciliari per 3 mesi, per cui salta tutto nel 2020. Il lockdown purtroppo riesce, l'amministrazione regionale in questo frangente, pur essendo di colore politico diverso rispetto a quella statale, si allinea perfettamente, e la giunta Fedriga è addirittura più realista del re. Il presidente Fedriga, tra l'altro, è molto vaccinista ed è noto anche per, come dire, uscite molto aggressive, addirittura discriminatorie contro chiunque metta in discussione le misure emergenziali, che addirittura la regione vorrebbe più rigorose rispetto a quelle statali, quindi siamo proprio fuori da... quindi insomma anche qui sorge spontanea la solita domanda: ma Fedriga è il presidente di tutti? Io
francamente ho molti dubbi. Comunque, insomma, nel 2020 la festa, la cosiddetta festa della patria del Friuli, salta completamente. L'unica cosa che esce, naturalmente online, è l'inno del Friuli. Allora, anche su questo io francamente ho grandi perplessità. Io già nel 2020 personalmente l'ho fatto girare, per l'amor di Dio, perché poi altrimenti ti accusano di essere antifriulano, ti accusano di essere sempre critico, sempre... Cioè, io francamente la melodia la trovo spompa, perdonatemi. Il testo lo trovo pesantemente inquinato da italianismi. Io ho grosse riserve su quello che viene presentato come l'inno della comunità friulana e della comunità friulanofona, che fra l'altro tra loro sarebbero anche diverse, quindi bisognerebbe anche curare una versione quadrilingue dell'inno, fra l'altro. Questo è uno dei tanti difetti che ha questo inno, cioè un inno del Friuli dovrebbe, come era per l'inno asburgico, dovrebbe avere come dire, più testi adattati sulla medesima melodia. Ecco, dovrebbe essere un inno quadrilingue, sia tedesco, sia sloveno, sia friulano, sia italiano. È molto pericoloso restringere l'idea di Friuli all'ambito territoriale friulanofono. E questa operazione invece viene portata avanti dalla giunta regionale federica. Perché? Perché evidentemente Trieste ha interessi geopolitici sulla città di Monfalcone. Perché? Perché a Trieste c'è eccessiva spesa pubblica, l'unica maniera per conservare lo status quo è in qualche modo spingere lungo il confine più debole che diciamo il cul-de-sac triestino si ritrova e come dire cercare espansioni neocolonialistiche, annessionistiche nella zona anzitutto della Bisiacaria, che rischia davvero di diventare una anonima periferia triestina, senza nemmeno il peso politico che invece può vantare nei confronti del resto del Friuli orientale attualmente, se messa di fronte rispetto a una demografia molto più pesante del capoluogo regionale. Di fronte a 250.000 triestini, 20.000 monfalconesi conterebbero molto di meno. Ecco, forse anche per questo motivo, alla fine, nonostante la simpatia che l'attuale amministrazione comunale monfalconese ha nei confronti della giunta regionale federica, alla fine le scelte geopolitiche dei monfalconesi, che non sono affatto stupidi, sono andati in un'altra direzione, almeno per il momento. Nel futuro vedremo come andrà. In ogni caso, io ripeto, ho grosse riserve su questo inno del Friuli. È un inno che tutto sommato prosegue nell'obiettivo di imbonire il popolo friulano. È una melodia che secondo me non ispira forza, non ispira il desiderio di combattere per la propria identità. È una melodia che serve sostanzialmente ad addormentare, ad addomesticare, magari ad evirare i friulani e soprattutto i friulanofoni. Almeno io la vedo così. È un'opinione mia. Perdonatemi, ma prima o poi lo dovevo dire. Andiamo avanti. Cosa succede nel 2021? Si recupera l'edizione del 2020, per cui ci ritroviamo a Udine, anche lì ero presente, per cui vi racconto cose
note, comunque note, ci ritroviamo a Udine, in città, anche in quel caso edizione molto politicamente corretta, con 4 gatti che riescono ad avere accesso in una piazza Libertà transennata in ottemperanza come dire, alla sicurezza da Green Pass, in realtà infondata dal punto di vista scientifico, perché ormai è notorio che anche i vaccinati contagiano, come anzi molto di più degli altri, soprattutto all'aumentare delle dosi, per cui diciamo che ad esempio mi è capitato di rimanere tagliato fuori dalle celebrazioni in occasione del 3 di aprile, o meglio, della celebrazione settembrina del 3 di aprile del 2021, rimandata a settembre sempre a causa delle restrizioni da coronavirus. Per cui diciamo che ultimamente, in questi ultimi anni, si tratta di una celebrazione molto, molto sacrificata. Cosa succede nel 2022? Si va nel Friuli occidentale e in Val d'Arzino, sempre ovviamente senza la presenza del presidentissimo, che è sempre assente in questa occasione, viene data una grandiosa notizia, ovvero sia l'ampliamento della zonizzazione friulanofona nel mandamento di Portogruaro, presentata come se fosse un risultato grandioso. A parte che il concreto livello di tutela della friulanofonia nell'attuale Veneto orientale, che in realtà è il Friuli sud-occidentale, trasferito da Napoleone alle province venete solo nel 1800 e qualcosa, l'autorità austriaca confermò il trasferimento nel 1838, per cui si tratta in realtà di una modifica confinaria molto recente, mentre la diocesi di Concordia Pordenone è sostanzialmente unitaria su tutto il territorio, da questo da sempre, sostanzialmente dai tempi della tarda antichità, quando San Cromazio di Aquileia la fondò nel 389 d.C. Vabbè, ma insomma è stato presentato questa notizia come qualcosa di grandioso. In realtà, a ben guardare si tratta di un atto dovuto che avrebbe dovuto aver luogo già più di 20 anni fa, no? Il fatto che i comuni formalmente considerati friulanofoni, formalmente zonizzati friulanofoni, nel cosiddetto Veneto orientale siano raddoppiati, passando dagli originari San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto e Cinto Caomaggiore, per allargarsi solo nel 2022, solo recentemente, solo da ultimo, anche a Fossalta di Portogruaro, a Portogruaro e Gruaro, non è nulla di straordinario. Peraltro incide ben poco sul concreto livello di tutela della lingua friulana nel cosiddetto Veneto orientale, che è praticamente inesistente ed è comunque molto diversa rispetto a quella che viene bene o male, sia pur con molti problemi, garantita in tutto il resto del Friuli occidentale, per dire, o in tutto il resto del Friuli, per dire. Ecco, anche in questo caso si ha come l'impressione che
si proceda una volta all'anno a fornire al Friuli una sorta di contentino, no? Per, come dire, dare quasi l'impressione che tutto vada bene nella riserva indiana, quando in realtà il nostro popolo è a rischio di estinzione assieme a una lingua friulana che è davvero in pericolo. Per cui, che vi devo dire? Che vi devo dire? Chi si accontenta di così poco, in realtà c'è il rischio che sia un collaborazionista. Andiamo avanti. Dobbiamo parlare della futura cosiddetta festa del Friuli del 2023, programmata quest'anno di nuovo nel Friuli orientale goriziano a Capriva del Friuli, è rimandata a causa elezioni e festività pasquali addirittura al 16 di aprile, alla metà di aprile. Ma scusate, fermi tutti, io mi chiedo, ma la Giunta Federiga, ma non poteva fissare le elezioni regionali a metà maggio, cosa possibile stando allo statuto speciale, invece di obbligarci a votare all'inizio della primavera, con il freddo e con la pioggia che abbiamo ancora, a inizio primavera, alla prima domenica utile. Tutto legittimo, attenzione, intendiamoci, tutto legittimo. Lo ha detto anche il TAR, per l'amor di Dio, tutto formalmente legittimo. Ma perché far saltare la festa del 3 di aprile? Perché piazzare proprio al 3 di aprile la consultazione regionale? Perché non consentire una campagna elettorale più lunga e approfondita? Perché non concedere qualche mese in più anche per le raccolte delle firme delle liste nuove? Forse per tagliare fuori gli avversari? Forse per consolidare una vittoria del presidentissimo Federiga, che in realtà a condizioni di effettiva parità di trattamento non sarebbe stata poi così scontata? Il dubbio è legittimo, il dubbio è legittimo. Poi anche su come il movimento Friuli, per rimanere all'esempio che facevo prima, ha gestito la raccolta firme e fra l'altro anche il lusinghiero, il notevole numero di sottoscrizioni raccolte. Stendiamo un velo, ci ho già fatto un video sopra, adesso non voglio farla troppo lunga. Guardatevi il video precedente, ok? Non posso dilungarmi sugli errori degli altri, però francamente, tornando alla Giunta Federica, fermo restando che se il Movimento Friuli non si dà una regolata e non vede di aggiustare un po' tutti questi problemi logistici, noi Aquila del Friuli, Aquila del Friuli andremo avanti per la nostra strada. Ma tornando alla Giunta Federica, anche quest'anno con una scusa o l'altra la festa del 3 di aprile salta, viene rimandata in qualche modo, bastoni tra le ruote, no? Vabbè. Avremo più tempo per preparare la festa del 3 di aprile invece che le elezioni regionali. Vabbè, comandano i triestini del resto, no? Cosa succede? Mi è stato segnalato che quest'anno, nel 2023, a Capriva del Friuli, stando al programma
finché non l'ho letto io non neanche ci credevo, ma stando al programma che cosa succederà? Ebbene, si andrà al monumento ai caduti. Ora, io francamente ho capito ben poco che cosa c'entri con la ricorrenza regionale del 3 di aprile, la ricorrenza friulana più che regionale del 3 di aprile, il monumento ai caduti, costruito ovviamente in epoca fascista. Insomma, non ho ben chiaro anche quali caduti si intendano commemorare, fra l'altro, visto che nel Friuli orientale asburgico i caduti della prima guerra mondiale in realtà erano i friulani sudditi dell'imperatore Francesco Giuseppe che, facendo il loro dovere con la divisa austriaca, già dal 1914 erano andati a difendere l'impero, ovviamente quello d'Austria, in Galizia contro l'impero zarista. Ok? Quelli forse sono i caduti goriziani, ma non credo che la giunta Fedriga intenda commemorare quei caduti. Poi vedremo anche quale bandiera verrà issata presso il monumento ai caduti. Cioè, alla fine si tratta della solita tendenza a trasformare il Friuli in una sorta di periferia triestina, o meglio FVGina, tricoloruta, cioè una sorta di strisciante colonizzazione italiota di quel poco di friulanità che ancora rimane in questa colonia. Comunque il programma prevede quest'anno questa novità. Boh. Evidentemente era troppo grande la bandiera, ovviamente patriarchina, con l'aquila imperiale, con l'aquila di Bertrando, con l'aquila giusta, issata, ad esempio, anche solo nel 2019 a Gorizia, nella principale piazza della città, no? Quella era, come dire, un degno inizio per una festa. Peraltro chiamiamo la giornata perché veramente più il tempo passa e più qui non c'è niente da festeggiare. Cioè qua i triestini ci stanno prendendo in giro, ma non vedete, ma non, cioè, a me sembra evidente, almeno per come queste celebrazioni le vivo io, ok? Io francamente di fronte a questa tendenza sempre più evidente consiglio il voto disgiunto a chi fosse di centrodestra contro il presidente Fedriga, che è impresentabile, indipendentemente dalle sue opinioni politiche, qualsiasi friulano che sia consapevole che il Friuli non è l'FVG, addirittura senza trattino, quando in realtà lo statuto speciale lo prevede dappertutto, quando in realtà la legislazione costituzionale della Repubblica Italiana prevede in Gazzetta Ufficiale l'esistenza del trattino, addirittura nel logo fedrighiano FVGino non c'è solamente questa abbondanza tricoloruta, ma c'è addirittura l'indebita, abusiva soppressione del trattino, del sacrosanto trattino che sottolinea la dualità regionale. Ebbene, di fronte a queste prese in giro dei triestini che non hanno solo il capoluogo, pretendono di avere quasi tutta la giunta, sono in maggioranza in giunta, non hanno solo il presidente della regione, hanno addirittura l'assessore agli enti locali,
stanno concentrando la spesa pubblica regionale, la maggioranza della spesa pubblica regionale nell'angolino in basso a destra, hanno il 5% del territorio regionale, attualmente hanno solamente un quinto della popolazione regionale, eppure è ingiustificabile anche questa fame che hanno e questa aggressività che hanno nell'imporre una visione unitaria triestinocentrica di questa regione, utile solamente a loro. Ora, chiunque sia un friulano consapevole che il Friuli non è affatto questa regione pseudo-autonoma, prima mai nata e poi malnata, che i tricoloruti hanno voluto imbastardire, consegnandola al potere massonico triestino. Ebbene, qualunque friulano, anche se di centrodestra, di fronte alla giunta regionale Fedriga, la giunta regionale più triestinocentrica di tutta la storia di questa regione, perché se Antonione ha rotto il ghiaccio e Illy ha fatto danni, non c'è paragone rispetto ai danni che ha fatto Fedriga. Faccio solo un esempio: ha privatizzato la sanità, altro che danni fatti dalla Serracchiani, che ha distrutto il fiore all'occhiello dell'autonomia regionale. Tutta Italia ci invidiava il nostro servizio sanitario regionale, ma la giunta Fedriga, dopo aver governato per 5 anni, non è stata migliore della Serracchiani, anzi. Allora, un friulano consapevole che non segue il politicamente corretto e che fa due conti e osserva quello che è stato l'andamento dell'amministrazione Fedriga sul Friuli. Fedriga chi è? È sostanzialmente un veronese triestinizzato che fa da luogotenente a Zaia sul territorio friulano. È molto pericolosa anche dal punto di vista geopolitico questa omogeneità di partito tra Zaia e Fedriga. Federica va addirittura contro Trieste, favorendo i piani autostradali che giovano solamente al Veneto, con autostrade oramai superate, impattanti, inutili alla nostra terra, utili solamente ai nostri grandi, potenti vicini veneti, che ci trattano nuovamente quasi fossimo una loro colonia, perché evidentemente si trovano a rapportarsi con un'amministrazione regionale tutt'altro che autonoma, ma viceversa troppo docile, no? Allora si costruirà magari l'autostrada da Cimpello a Gemona, no? Totalmente inutile per il Friuli, totalmente dannosa per il Friuli, mentre l'autostrada interfriulana che congiunga tutti e tre i principali capoluoghi del Friuli, da Gorizia a Pordenone passando per Udine, quella si guardano bene, no? Dal proporla i nostri politici, perché secondo l'esclusiva convenienza triestina bisogna portare avanti il divide et impera tra i sudditi friulani, perché altrimenti Trieste perderebbe il controllo e la sua egemonia sul nostro territorio. Tutto considerato, non posso non consigliare il voto disgiunto contro Fedriga. Fedriga è improponibile, è invotabile. Votate un friulano. Se siete di centrosinistra votate Morettuzzo, se siete di centrodestra votate Giorgia Tripoli, ma non votate Fedriga, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio.
Fedriga non doveva neanche essere candidato, ma neanche nel 2018. Chi ha candidato Fedriga? Come si sono permessi di candidare Fedriga? Una volta, quando c'era più democrazia, e fra l'altro non c'era nemmeno il sistema di elezione diretta, la presidenza della regione spettava non solamente a un friulano, ma addirittura a uno di Udine, perché c'era maggiore sensibilità per i contrappesi. In ogni caso, l'esito delle prossime elezioni regionali è nelle vostre mani, cari friulani. Fate il vostro dovere, andate a votare, magari turandovi il naso, ma se non altro per fare un dispetto a Fedriga. Ormai con questa nuova forma di governo che in Sud Tirolo non hanno, in Valle d'Aosta non hanno, con l'elezione diretta del presidente della regione, il voto non è più a favore di qualcuno, è contro qualcuno. Votate contro Fedriga, andate a votare, ripeto, se siete di centrosinistra votate Morettuzzo, se siete di centrodestra votate Giorgia Tripoli, andate a votare contro Fedriga, contro la colonizzazione italiota e triestineggiante, contro la colonizzazione effevugina e tricoloruta del Friuli. Friul Libar, votate un friulano che sia almeno formalmente residente sul territorio friulano. Poi sarà magari come la Serracchiani, ovvero sia un disastro, ma non è stato meno disastroso della Serracchiani Fedriga. Fedriga è incandidabile, invotabile, ma non da un punto di vista di legittimità di una candidatura o di una elezione, dal punto di vista politico. A chi sia di centrodestra, e io lo sono, e mi sto sbottonando già troppo, consiglio il voto disgiunto. Il voto disgiunto di fronte a un candidato favorito come Fedriga è un dovere morale. Facciamo girare questo video. Abbiamo poco tempo, ma mi sento davvero di fare un appello perché ultimamente, proprio in occasione del 3 di aprile, ci stanno letteralmente prendendo in giro. È ora di finirla! E noi, proprio il 2, domenica 2, e nella mattinata del 3 di aprile voteremo contro Fedriga! Buon voto a tutti. Forza sempre Friuli. E Friul Libar. E no FVG. Grazie a tutti e mandi a tutti. Robi che